Mattia Dal Farra sembra il grande favorito di questa gara, accreditato con un tempo decisamente inferiore rispetto a tutti gli altri, 56,70, nuotato dall'atleta del Plenty in Veneto, già davanti dopo i primi 25 metri di gara. Matteo Barbi in corsia 5, più veloce di lui c'è Bizzotto in corsia 3 che naviga in questo momento in seconda posizione. Tutti a vedere il passaggio, 26,27 per Dal Farra, 26,81 Bizzotto, Barbi 27,81. Si staccano dal gruppo Mattia Farra e Davide Bizzotto rispettivamente ai tre quarti gara in prima e seconda posizione. Dal Farra che ormai ha mezza lunghezza di vantaggio da gestire, un'azione continua che non dà segni di cedimento e incassa la prima vittoria del trofeo Città di Rosà. Mattia Dal Farra 55,46 davanti a Davide Bizzotto e Matteo Barbi nell'ordine 56,68, 58